Allora, rieccoci a un nuovo appuntamento del gruppo TV7, come vi dicevo, siamo in diretta anche sulla pagina Facebook, il sindaco risponde ogni martedì alle ore 19:30 fino alle ore 20:20, il sindaco Sergio Giordani risponderà a tutte le richieste che i cittadini padovani vorranno fare, sia tramite messaggio, sia telefonando e anche con l'email che vedete in sovraimpressione durante la settimana. Io ricordo ancora i numeri per interagire, per mandare i messaggi 345 3341 171, le telefonate 049 80 777 53. Allora abbiamo capito che nella zona verrà, ma lì adesso è così uno studio, sarà fattibile e se sì, in che tempi si completerà quel progetto davvero straordinario che cambierà completamente quella zona di Padova, Sindaco? Allora, la questura è già finanziata con 50 milioni di euro. I tempi di demanio, ovviamente non noi, ci vorranno 7 anni per fare 6-7 anni. No, parlavo tutta la zona che... La zona 7 anni, 6-7 anni. 6-7 anni per fare... Che è l'alta velocità che va a determinare i tempi, un po' di tutto. Ad esempio, le due linee del tram saranno eseguite per forza entro agosto 2026. Perché il PNRR, che finanzia gli interventi per l'Europa, deve essere per forza chiuso entro il 2026, per cui non è che pensate, per fare Rubano-Vigonza, un tragitto di 18 km e mezzo, per fare in 5 anni, vi garantisco che come amministrazione pubblica non è facile, bisogna lavorare moltissimo in termini di velocità con i nostri dirigenti, con i consulenti esterni, però ce la faremo sicuramente. Io spero che il governo semplifichi ancora le procedure in modo tale da accelerare i tempi, perché vi garantisco che oggi è molto complicato fare queste cose. Senta, pediatria? Pediatria, da quello che ha detto il dottor Dabben, che è il direttore del sanitario, penso che cominci in primavera i lavori addirittura. Ah, quindi è già tutto a posto, era nato il problema con il sovrintendente, quindi era nata... No, so che adesso, i dettagli li conosce solo il dottor Dabben, però in primavera cominciano i lavori. E invece l'ospedale, mi sembra che anche la regione sia... L'ospedale, veramente il dottor Dabben sta andando via con un treno, per cui so che tra poco sarà fatta la gara, per quanto riguarda il progetto. Il Presidente Zaia ha detto che ci saranno 9-10 anni, io spero che si riduca un po' il tempo con qualche sistema ovviamente di semplificazione che può fare il governo, perché 9-10 anni per fare un ospedale sono veramente tanti, anche perché abbiamo visto cosa succede in 2 anni, per cui pensare 8-9 anni ovviamente per completare il tutto. Per cui andare avanti a step, un po' alla volta, faranno il tutto, però io spero che facciano prima. Obiettivamente il Presidente Zaia ovviamente è responsabile per quanto riguarda l'intervento, io cerco di dare una mano nel limite del possibile, però una volta tanto che siamo tutti d'accordo, ci sono risorse economiche, c'è il terreno, c'è la volontà politica, sarebbe strano insomma che non riuscire a farlo. Senta Sindaco, abbiamo passato l'anno scorso un Natale davvero da dimenticare per ovviamente tutte le cose che ormai abbiamo detto e ridetto. Che Natale sarà quest'anno? Mi sembra che il commercio abbia iniziato a funzionare, c'è un entusiasmo diverso, rimanendo sempre concentrati e attenti ovviamente il Covid, perché non è terminato, non è passato, però sarà un Natale diverso questo? A mio modo di vedere sì, per l'informazione che ho da parte di sanitari stiamo andando molto bene, adesso parlo in particolare modo a Padova, sia rispetto a vaccinazione, i cittadini sono molto attenti a mantenere le distanze, l'igiene, io sono molto ottimista, io spero che sia un Natale che non dico che ritorniamo al passato, ma saremo molto vicini, noi abbiamo come intenzione anche come settore comunale di fare il massimo anche in termini positivi. È vero che il commercio sta riprendendo, non tutti i settori, però moltissimi. È vero che il lavoro sta riprendendo in generale, c'è mancanza spesso volentieri di personale in vari settori. Quello si fa fatica a trovare. Mancanza di ricambi, mancanza di materie prime, perché l'economia è partita molto. Poi sono state iniziative tipo il 110% che ha riscosso un notevole successo e di conseguenza sono molti che sono accaparrati prodotti proprio per fare i lavori al 110%. Però
È positivo questo, devo dire che è stata una grande idea, che ha riscosso molto successo, dà molto lavoro. È difficile trovare artigiani oggi che siano disponibili a breve tempo. Noi abbiamo fatto un contratto, un accordo con Atere per risistemare, noi sapete abbiamo 1600 appartamenti come proprietario comune, i cosiddetti popolari, case Atere. Noi abbiamo 1600 proprietari, abbiamo fatto un accordo con Atere per mettere a posto quasi 800, per cui col 110%, per cui è molto importante. Bene, ricordo ancora i nostri numeri, li ricordo non per essere pesante, però avete alle mie spalle il sindaco risponde, è qui per rispondere alle vostre domande, però essendo la prima puntata ovviamente non molto pubblicizzata, quindi chiediamo anche scusa di questo, ovviamente magari qualcuno non conosce, eccola qui, l'ho detto, c'è già la telefonata, quindi stavo ripetendo una cosa. Pronto, buonasera, con chi parliamo e da dove? Pronto? Pronto? C'è? Non c'è? Ho visto il telefono. Elisabetta dietro la redazione, se mi dite se c'è oppure non c'è il... C'è. Pronto, buonasera, mi dicono che c'è. Mi sente? Non mi sente. Vabbè, niente, allora... Pronto? Lo richiamiamo gentilmente, chiedo alla regia se possiamo richiamare. La richiamiamo, perfetto, va bene. Allora, stavo dicendo che la prima puntata ovviamente non siete conosciuti, ma tutti i martedì avremo ospite il sindaco dove risponderà alle vostre domande tramite le telefonate, tramite i messaggi e anche l'email durante la settimana. Ci sono già arrivate richieste da ieri, quindi cercate di, ovviamente abbiamo preso gli appunti, di mandare messaggi o telefonare, così il sindaco risponderà alle vostre richieste. Stavamo parlando, e l'Allegri a proposito, com'è l'aeroporto Allegri? È una bella storia che quella lì. Sono molto soddisfatto, devo ringraziare il prefetto e tutte le autorità. Ero molto preoccupato perché quando ho sentito ancora un anno fa che l'aviazione, ecco, lo stiamo vedendo ora inquadrato, lasciava libero tutta l'area. Fermo sindaco, le interrompo, mi chiedo scusa, poi terminiamo con... Pronto? Pronto? Oh, no, non risponde, chiedo Marco o Claudio, non mi risponde, riprovo. Pronto, buonasera, con chi parliamo? Niente, è collegata però non parla, hanno richiamato, ha avuto, non so se c'è qualche problema, però se la regia mi è di aiuto. Continuiamo con l'Allegri, sindaco, così... Non l'Allegri, l'area dell'aeronautica. Guardando l'aeroporto, sì. Tutta l'area a sinistra, sì. È un'area ancora in perfette condizioni, abitata ancora, utilizzata dal personale amministrativo dell'aeronautica. Quando ho saputo che a fine dell'anno liberavo l'area ero molto preoccupato perché siamo vicini a Padova, 5-6 km, 4 km da Padova. E il problema era che diventava un'area di degrado, con abitazioni, con capannoni, mobili ancora in perfetto in qualità di abitare. Di conseguenza, tramite il prefetto abbiamo organizzato riunioni in maniera tale da trovare l'utilizzo per quest'area, per non consumare suolo. Il comandante Dattilo, che è stato il primo, che è ex comandante fino a pochi mesi fa dei Vigili del Fuoco a livello nazionale, ha avuto l'idea, assieme al prefetto Lega, di utilizzare per fare la scuola per quanto riguarda i Vigili del Fuoco. Per cui dei 135.000 metri quadrati, circa 45.000 metri quadrati andranno per fare scuola di formazione dei Vigili del Fuoco. In caserma c'erano già. E questa sarebbe la seconda caserma, chiedo scusa, seconda scuola di formazione per quanto riguarda l'Italia, per cui una è l'Aquila e una è l'altra Padova. E l'altra zona dell'Allegri cosa sarà? Rimane tutto. No, l'altra zona dell'Allegri, per cui la differenza del terreno ancora è enorme, sono tantissime che hanno chiesto di fabbricare o di utilizzare le palazzine, per cui dalla DIA alla Finanza, ai Carabinieri, all'Archivio di Stato, abbiamo grosse necessità. L'archivio, per quanto riguarda la prefettura, hanno necessità di spazi, per cui alla fine diventerà una cittadella della legalità e della cultura. È molto importante. L'ENAC vuole fare scuola per quanto riguarda la formazione di droni con gli vigili del fuoco. Sono molte iniziative. L'importante è che
venga occupato, non consumare solo. Ma lì i piccoli aerei, i piccoli aeroplani potranno decolare e arrivare ugualmente? L'aeroporto non c'entra, è solo la parte sinistra guardando l'aeroporto, dove c'era l'aeronautica militare, non tanto l'Allegri. Ho capito, dove ci sono le palazzine, tanto per capirci, no, giusto? Sono abitate, sono palazzine. No, pensavo ottime. Che anche l'aeroporto venisse chiuso. No, non c'entra assolutamente nulla, cioè la parte aeroportuale non c'entra, parlo l'area dove c'erano i militari dell'aeronautica, sono 145.000 metri quadrati, è enorme. Beh, bello grande. Di cui 45.000 sarà fatti per fare scuola per quanto riguarda il vigile del fuoco, una cosa molto importante, primo perché ci riappropriamo di un'area che sarebbe stata indesiderato. Fatto la scuola, per cui è molto importante per quanto riguarda l'Italia, avere la seconda scuola di formazione in vigile del fuoco è decisamente importante. E poi un po' alla volta tutte le abitazioni e palazzine verranno riabitate, messe a posto e riutilizzate. Senta Sindaco, dopo questo Covid molte persone si sono impoverite, com'è la situazione a Padova sotto questo aspetto? Ci sono molti poveri, l'amministrazione so che è molto vicina alla solidarietà, ecco, com'è la situazione? Diciamo che come città abbiamo superato molto bene e stiamo ancora superando molto bene. Prima devo dire che i cittadini di Padova sono stati straordinari nel periodo delicatissimo del lockdown. Ricordo ancora un'altra volta, erano quasi 2000 persone che aiutavano gli altri, per cui veramente i padovani sono eccezionali. È stato difficilissimo uscirne, però ne siamo usciti con la collaborazione di tutti quanti. Il volontariato è stato veramente importantissimo in questa fase. Adesso la cosa sta riprendendo moltissimo, è cambiato un po' il mondo sotto l'aspetto economico, sotto l'aspetto anche sociale. Molti lavori hanno carenza di personale, qualche altro settore è in difficoltà, per cui stiamo cercando di fare il massimo. Devo dire che lo Stato aiuta, le risorse economiche ne ha date sempre, per cui anche in termini sociali siamo molto attenti, molto disponibili. Alla situazione, c'è la telefonata, speriamo che ci sia qualcuno. Pronto, buonasera, con chi parliamo e da dove? Pronto? Pronto, oh finalmente sentiamo la voce. Pronto, buonasera, con chi parliamo? Buonasera, parla con Destro Tarcisio. Da dove chiama Silvio mi sembra? Chiamo da Padova, zona Arcella. Prego. Allora, io sento parlare del SISPAS, è vero, baruffe e non baruffe. Lo Stato ha sbagliato, doveva dire lo Stato italiano deve usare questo SISPAS per tutti. Come mai che le pasticcerie adoperano, io sono andato a prendere le paste e oggi hanno voluto vedere il SISPAS. Come mai i supermercati, che sono i più pericolosi d'Italia, pieni di cani e di porcherie varie, vecchi, giovani, tutti fischiati, non adoperano il SISPAS? Perfetto, è una domanda lecita. Non so se ha compreso Sindaco cosa chiede. L'utilizzo del Green Pass? Lui ha detto il nostro telespettatore, io entro nelle pasticcerie nella mia zona Arcella e mi chiedono il Green Pass. Vado nei supermercati dove c'è cani, c'è di tutto e non mi chiedono il Green Pass. Il Comune può fare qualcosa, quei controlli, qualcosa in questo senso? Questa è più o meno la domanda. Grazie della telefonata. Che poi è vero, è un po' anche è obbligatorio dal giorno 15, da venerdì. Per cui tutti devono avere il Green Pass per utilizzare luoghi pubblici, ristoranti, qualsiasi cosa. Il datore di lavoro è responsabile del controllo, per cui faccio un esempio, il supermercato, il datore di lavoro del supermercato, l'azienda deve appurare che tutti quanti i propri lavoratori abbiano il Green Pass. Vuol dire doppia vaccinazione lui chiede, il controllo è opera del Comune oppure assolutamente no, è opera del datore di lavoro. Sì, ma poi chi va a vedere se il datore di lavoro riesce a fare e a mettere in atto quello che dovrebbe essere corretto? Carabinieri, i controlli che si possono essere, chiedeva questo. Ma anche il Comune deve rispondere a questo. Cioè, noi abbiamo quasi 1900 collaboratori, dobbiamo controllare tutti i 1900 collaboratori che abbiano il Green Pass. Non vuol dire doppia vaccinazione, vuol dire anche fatto il tampone. Chiedeva al supermercato se c'è il controllo e non controllano, chi va a vedere se controllano o no? È compito del Comune oppure dei carabinieri o della polizia?
Carabinieri, polizia, finanza, polizia locale, anche la polizia locale, chiedeva questo. Comunque la responsabilità è del datore di lavoro. Però è vero, sindaco, prima della pubblicità, andare allo stadio ci vuole il Green Pass, nel supermercato che è un luogo dal giorno 15 è venerdì che cambia il mondo. Dal giorno 15 cambia tutto. Che poi c'è l'obbligo di avere il Green Pass. Se uno vuole andare al ristorante, vuole andare al cinema, vuole andare al teatro, ci vuole il Green Pass. Oppure il Green Pass non vuol dire fare doppia vaccinazione. Il Green Pass vuol dire anche aver fatto molecolare, vale 48 ore e via dicendo. Perfetto. O aver avuto il Covid e essere immunizzato. Certo. Andiamo in pubblicità, rimanete con noi, vedete i numeri per chiamare o per telefonare o per mandare messaggi.